Valorizzare l'opera e la figura di Pierpaolo Pasolini con iniziative che vanno dall'attività editoriale, l'ultima quella della ristampa di poesia Casarsa, il suo primo libro pubblicato nel 1942, ai convegni e momenti di divulgazione come la Summer School organizzata per la prima volta in settembre. Il centro studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa della Delizia è anche luogo di visita che conserva buona parte degli scritti di Pasolini del periodo in cui ha vissuto nella dimora della sua famiglia materna e sua abitazione durante gli anni della formazione giovanile dal 43 al 49. Il tradizionale appuntamento annuale organizzato dal Centro Studi è il convegno che si svolge in novembre e che quest'anno sarà dedicato all'amicizia che ha legato Pasolini e Leonardo Sciascia, scomparso 30 anni fa. Erano a loro modo due eretici, per cui li confronteremo e verificheremo quanto oggi entrambi ci manchino alla nostra comunità nazionale, manchino le loro provocazioni, manca il loro pensiero così lontano da quelli che sono i conformismi attuali. Prossimo appuntamento a Casa Colussi, la presentazione del libro Il calcio secondo Pasolini. La sua ultima partita la giocò quando girava Salò e a non tantissima distanza c'era anche Bernardo Bertolucci che stava girando Novecento. Le due squadre di Salò e di Novecento si sfidarono, era il compleanno di Bernardo Bertolucci, la sua squadra vinse 4-2 e Pasolini si arrabbiò tantissimo perché proprio non gli piaceva perdere, per cui il 23 febbraio presenteremo questo bel libro.